Come sempre arriviamo all'indomani della partita del Catania, una partita che ha lasciato il segno, una sconfitta pesante che ha portato diciamo alla risoluzione consensuale del contratto tra il Catania e Lucarelli, finita dunque l'avventura, l'ennesima avventura sulla panchina rossazzurra del tecnico livornese. Parleremo di questo, parleremo anche di quello che di fatto già si è avviato nel Catania, l'arrivo di Zeoli, il dunque completamento anche dello staff tecnico. Lo farò come sempre assieme ai miei compagni di viaggio. Da una parte abbiamo Angelo Patanè. Buonasera, buonasera ai telespettatori e a tutti quanti. E anche Alessandro Vagliasindi. Ben trovato Angelo. Cercheremo di capire tecnicamente che cosa è successo, il cortocircuito avvenuto nel Catania con Carlo Breve. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. E poi come sempre con l'ausilio e il supporto delle vostre diciamo, indicazioni, dei vostri feedback da casa. Per fare questo chiaramente chiamo in causa Naomi. Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Come vedete in studio c'è un clima molto sereno, nella speranza che non esploda anche il telefono a furia dei messaggi. Vi aspetto su WhatsApp. Grazie allora a Naomi. È un clima dispiaciuto perché la risoluzione di un contratto, dico rispondo a Naomi, scusami Angelo se certo. Ti prendo in contropiede, la risoluzione di un contratto o comunque un esonero, perché di questo poi alla fine si tratta, seppur è consensuale tra due persone, è la cessazione di un progetto, no? È l'idea per cui un progetto che era nato, seppur sulle ceneri di un precedente progetto sbagliato, potesse portare comunque i frutti sperati. In realtà in questi casi si dice che tanto tuono che piove, perché poi questa è la realtà di quello che è accaduto a Catania. Sotto la lente di ingrandimento, i risultati che non sono arrivati, la gestione di Lucarelli peggiore di quella di Tabiani e come denominatore comune di una situazione del genere un impianto societario che evidentemente aveva dato fiducia a fari spenti a Tabiani, non si è risollevato neppure con la gestione di Lucarelli. Quando si dice si possono cambiare tutta la squadra, il Catania ha fatto anche questo, ha cambiato anche 12 giocatori dall'inizio dell'avventura in C1 al mercato di riparazione di gennaio, e tutto questo non è bastato, non è servito. La riflessione quindi va fatta a 360 gradi, anche nell'ottica che poi alla fine comunque ne fa le spese l'allenatore, come purtroppo Carlo nel calcio funziona così, ma la riflessione non può che essere approfondita anche alle radici, perché quando parli di allenatore parli dei rami, i giocatori saranno i frutti, ma è un processo di riflessione che deve cogliere un po' tutti quanti. Mi collego a questo tuo ultimo spunto per fare una considerazione. Non più tardi di 5-6 giorni fa, quindi prima della partita col Monterosi, abbiamo assistito alla conferenza stampa di Rospelligra e di Vincenzo Grella. Nell'ambito di questa conferenza stampa è stato detto che a breve verranno inserite nel CDA 2 nuove figure professionali di matrice calcistica e un direttore sportivo. Ora non capisco il nesso tra la consapevolezza di avere una struttura dirigenziale da potenziare, e lo dicono queste indicazioni che provengono dalla stessa società, e la velocità di esonerare un allenatore o diciamo disimpegnarsi da questo allenatore senza averlo messo nelle condizioni di lavorare in una struttura dirigenziale più quadrata, perché questo ce lo dice, ripeto, il club stesso: 2 nuove figure nel CDA e un direttore sportivo. Quindi io questo passaggio sinceramente oggi non lo capisco, poi ci sono tanti altri motivi che hai detto giustamente tu, ma
questo passaggio non mi quadra assolutamente. Avremo tempo, Alessandro, ovviamente anche per questo. Un primo intervento anche di Carlo, poi sentiremo già i primi messaggi e poi vedremo anche le immagini della partita, perché chiaramente dobbiamo parlare anche di questa partita infausta. Anche se ormai sembra preistoria. Esattamente. Sicuramente Lucarelli era in sofferenza nelle ultime settimane, aveva riacquistato credibilità con il passaggio alla finale, insomma, e questo è un tesoro che il Catania si porterà dappresso fino all'inizio dei playoff sicuramente. Perché lascia in eredità Lucarelli, no, questo è, diciamo, l'eredità importante. Questa è la sua eredità importante, ecco, lascia un'eredità veramente importante. Secondo me la chiave di questo esonero è da ricercare a domenica scorsa. Lucarelli non fa un turnover ampio, così come penso lui avrebbe voluto fare, ma non lo fa e secondo me una parte della squadra inconsapevolmente non gliela perdona. Non gliela perdona. Io ritengo questo. Era il momento migliore per fare turnover la partita contro il Monterosi. Lui non lo fa, decide di rigiocare col gruppo 7/11, cambia 4 giocatori solo perché erano infortunati, ma spreme il gruppo e non dà spazio a quei giocatori che avrebbero giocato con grande entusiasmo contro il Monterosi, avrebbero dato tutto per mettersi allo stesso livello dei presunti titolari, non lo fa. Secondo me smorza molto l'entusiasmo, si gioca molto di credibilità col gruppo in quel momento. Io la leggo così. Mercoledì è veramente, cioè, è la fotografia di quello che era successo domenica. Posso darti un'altra chiave di lettura, Carlo? Certo. Può darsi che invece quello che viene rimproverato anche dagli osservatori neutri, quindi non tifosi, non addetti ai lavori, ma chi osserva il calcio, è che Lucarelli nei 2 mesi e mezzo, 3 mesi da novembre di interregno non abbia dato una fisionomia di squadra, cioè non abbia trovato un gruppo di veri titolari. Cioè, ieri per la prima volta esordisce Furlan, e questo certamente 3 giorni dopo. 3 giorni dopo. Era più logico. Ma chi sono i titolari di questa squadra? Questa squadra con che sistema di gioco si approccia alle partite settimanali? Il cambio, il turnover, è un turnover dettato dagli infortuni, dalle indisponibilità, o anche un turnover frenetico di sistemi all'interno di uno stesso momento di gioco che nessuna squadra può recepire con, voglio dire, figure, personaggi, profili che tra l'altro sono arrivati da poco tempo. Ora, tutto questo... C'è anche una reiterazione di errori sul calciomercato, Angelo, perché è innegabile che nella progettualità di quello che è l'ossatura di questa squadra, dalla scorsa estate a oggi ci sono state diverse smagliature. È evidente che peraltro aver puntato su un signor attaccante come Di Carmine poteva essere giusto, ma non si è calcolato bene l'apporto che poteva dare Di Carmine nell'arco di tutta la stagione, e quando è mancato Di Carmine lì si è spenta la luce, non è stata trovata neanche una soluzione alternativa per mitigare le assenze di Di Carmine. Faccio un esempio, senza andare lontano, siamo con una criticità palese sulla fascia sinistra che non è stata risolta. Cioè, noi a ottobre avevamo in mano Liotti, che ieri è entrato, diciamo, al secondo tempo, ma è un terzino sinistro di assoluta affidabilità. L'avevamo in mano, aveva già il biglietto per venire a Catania l'indomani. L'operazione è saltata perché alla fine si è scelto Zanellato, che per carità non discuto, ma a centrocampo in quel momento non avevamo quella criticità che invece avevamo sul settore sinistro difensivo. Quindi poi Zanellato lo dai dopo 1 mese, 2 mesi al Crotone, quindi ci sono state, Celli non ne parliamo, insomma, un giocatore che finora non ha dato nulla. Quindi anche in questo bisogna fare tesoro degli errori. Per esempio il Catania, uno come Sgarbi non ce l'ha, Sgarbi è un giocatore che
può spaccare la partita in qualsiasi E fa la momento. differenza. Il Catania non ce Rispondo un l'ha. attimo ad Angelo sull'identità. Lui aveva provato a dare nelle prime giornate la squadra col 4-2-3-1 e Rocca sotto punta, ha perché? fatto molto bene, poi si è andato un attimino A incartare. a incartare. Rocca si è anche infortunato, ha iniziato a cambiare modulo, ha giocato a 3, ha fatto 3-4-1-2, la partita contro il Brindisi, nella prima partita dove ha cambiato modulo, e già mi sa che c'erano stati i primi cambi, il primo colpo di mercato, i primi colpi Sì, di mercato, sì. e da lì un tantino con i nuovi arrivi, molta gente non era ancora in condizione e ha fatto fatica a dare un'identità a questa squadra. Ripeto, non ha fatto giocare tante partite per alta, se voleva lui giocare 4-2-3-1 era il giocatore più adatto da fare giocare sotto punta, e ultimamente ha sfoderato un 4-3 che era più logico, e la partita con Rimini l'ha vinta perché ha giocato con i giocatori nella posizione specifica ed è riuscito a ribaltare questo e ha portato a casa un tesoro importante per il Quello Catania. che non abbiamo visto in questo ciclo Lucarelli è il carattere, che è stato il marchio di fabbrica delle avventure di Lucarelli a Catania e anche nelle altre piazze in cui ha allenato. Noi il carattere di Lucarelli, la faccia di Lucarelli in questa squadra non l'abbiamo vista, secondo me. Allora, vado un attimo da Naomi perché così sentiamo i primi messaggi, poi accoglieremo anche i cugini che ancora non vedo nei monitor di servizio, ma sicuramente saranno collegati. Allora. Sì, anche perché siamo in molti ad essere preoccupati dello stato psicologico di Patanè. Scrivono: non ho mai visto Patanè così afflitto. Sarà colpa di Machiavelli o Catania? Con riferimento a qualche puntata fa. Una squadra che cambiava spesso e non aveva punti fissi. Vive Catania sempre da Salvatore Piazza Armerina. Sicuramente i difensori hanno pensato di dare il benvenuto a Furlan col botto. Ma quali condizioni? Riagganciandoci a quanto appena detto, a Lucarelli la società ha dato 13 giocatori da lui voluti, cacciando giocatori migliori, vedi Rocca e Zanellato. Un allenatore che cambia sistema e uomini ogni partita. Chi allenatore è? Meglio se avessero scelto prima Zeoli o ancora meglio Maran. Cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non è cambiato. Pensiamo veramente che sia colpa soltanto dell'allenatore e della squadra? Gino da Mascalucia. La fortuna è che la Turris e la Virtus Francavilla perdono e il Monopoli pareggia. Assolutamente tardiva questa risoluzione contrattuale. Il tecnico doveva essere esonerato dopo la trasferta di Rimini. La squadra non ha mai avuto un sistema di gioco, neanche lo stesso gioco. Molta confusione, responsabilità anche dello staff dell'area tecnica. Per il momento ci fermiamo qui. Grazie a Naomi. Ah, ecco, li vedo. Che cosa stanno facendo i cugini? Noi qua abbiamo tante carne al fuoco. È perché prima non vi vedevo, adesso vi vedo. Come vedete abbiamo oggi più belli, computer, belli. siamo più... Che cosa le state notizie sono lavorando? fresche. La gente ci sta Sono tormentando fresche. di massaggi, Di quindi... massaggi, non di messaggi. Di massaggi. Ah, di massaggi. Fra poco verremo da voi, ragazzi. Ma da Intanto. Praga è arrivata qualcosa? Da? Sì, abbiamo scaricato il film e dura più o meno 7-8 ore col doppiaggio di Io però avrei solo una curiosità, secondo voi insieme alla partenza Lucarelli si porterà anche il famoso zainetto o ce lo lascia qua? E non lo so perché col volo, non so se sono a messi 100 kg in un volo. Non voglio dire... È la neanche- cappelliera, quindi secondo me Sì, non cappelliera. ha problemi. Allora, ragazzi, fra poco veniamo anche da voi. Intanto rivediamo la partita, così. Padre, lo so che non vuoi rivederla. Facciamoci ancora del male. Allora, No, se vediamo queste immagini nel montaggio di Fabrizio Rizzo.
Allora, abbiamo rivisto questa partita che di fatto ha segnato, come abbiamo detto, la fine dell'esperienza di Lucarelli a Catania. Arriva Zeoli, ne parliamo fra non molto di questo. Intanto però, prima di proseguire il nostro dibattito in studio, le nostre discussioni, direi di andare in pubblicità, poi torniamo subito dopo. Ci sarà anche tempo. Abbiamo tante cose da vedere, Sì. prepariamo delle grafiche, prepariamo il collegamento con Peppe Raffaele, che fra poco sentiremo in diretta. Restate insieme a noi a Corner. Eccoci, siamo tornati in studio per attivare intanto il collegamento con Peppe Raffaele. Buonasera Peppe. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie di essere con noi e per una ventina di minuti sarai con noi, diciamo in diretta, dunque la possibilità di discutere soprattutto anche del prossimo avversario, piazza che tu conosci molto bene, quella di Potenza. Alessandro, però andiamo a vedere una grafica, tornando al rapporto Lucarelli-Catania, Lucarelli anche Tabbiani in questo senso, no? Sì. Effettivamente anche i numeri certificano le ragioni del sì per l'addio a Lucarelli, perché come ci mostra questo dato statistico che la regia potrebbe, eccolo qui, mettere in onda, la media punti nelle 20 gare di campionato dirette a Lucarelli è stata più bassa di quella invece mantenuta da Luca Tabbiani nelle 12 partite di campionato della sua gestione. Abbiamo 15 punti in 12 partite per Tabbiani, 1,25 di media, 1,17 di media per Lucarelli con 20 punti in 17 partite. Poi chiaramente c'è anche il dato della Coppa Italia, con Lucarelli che ha riportato 3 vittorie e una sconfitta, una sola vittoria, ma l'unica partita di Coppa Italia gestita da Tabbiani è quella col Messina. Poi ricordiamo c'è stato un brevissimo interregno Zeoli che ha fatto una partita di Coppa Italia e una partita di campionato. Quindi nel totale del numero di partite esaminate non ci sono queste 2 partite perché non riguardano Tabbiani e Lucarelli. Questi sono i numeri, dunque. Peppe, Sì. mi senti? Sono Angelo. Sì, ciao Angelo. Brutto mestiere il vostro, quello di allenatori, no? A volte vi guardiamo la media punti, a volte guardiamo come siete andati, ma tu che sei un allenatore che Catania la conosce, noi ci ricordiamo di te come guardando i numeri e guardando gli uomini. Cosa pensi di Tabbiani, cosa pensi di Lucarelli e cosa pensi del futuro del Catania? Guarda, io ritengo che il Catania abbia oggi una società che ha investito, forse ha cambiato poi rotta durante il mercato di gennaio e quindi sono 2 situazioni completamente differenti. Sai, rifare poi una squadra quasi di sana pianta a gennaio non è il massimo, soprattutto in un campionato dove poi ci sono ritmi forsennati, compresa la Coppa Italia, e dove giustamente si è avuto pochissimo tempo anche per lavorare in una certa maniera. Però credo che dal punto di vista tecnico la squadra onestamente sia troppo al di sotto dal punto di vista non solo della classifica, ma anche delle prestazioni individuali rispetto a quello che può dare. Sì, ciao Peppe, sono Alessandro. Ciao. Ciao, dico a questo punto è bene anche fare le considerazioni sulla classifica perché c'è una salvezza ancora da conquistare, dice, sembra un paradosso ma è così. Ora vorrei spiegato da te perché il Catania non deve temere il possibile coinvolgimento nei play-out o perché lo deve temere? Guarda, in questo momento io guardo 2 aspetti. Qualche giorno fa parlavo con Carlo, no? E gli ho detto, secondo me Catania quest'anno ha una grande possibilità anche di giocarsi la Serie B. Dipende da come lavorerà in questi 2 mesi, perché io credo che è giusto in questo momento essere un po' anche non propriamente tranquilli dal punto di vista della classifica, ma credo che la salvezza la si possa raggiungere non in maniera difficile. Quindi dall'altro punto di vista, secondo me, se si riescono a recuperare dal punto di vista mentale
fisico quei giocatori che ci sono. Il Catania in una partita secca può battere chiunque, l'ha già dimostrato in Coppa e secondo me lo potrà fare entrando alle finali nazionali. Quindi è un anno, sai, in questo momento che sembra anche molto pessimo dal punto di vista proprio della stagione, ma che può riservare, ma questo lo sappiamo tutti, lo sapete voi, e penso che noi addetti ai lavori lo vediamo anche, ma io ci credo in maniera particolare perché ad esempio rispetto al mio periodo, sai, andare a fare poi i playoff con una bolgia e con una squadra che fisicamente sta bene, con tante individualità anche importanti, quindi io guarderei anche il lato positivo, come ieri ha detto anche Lucarelli. C'è questo lato positivo, perché se giustamente si fosse usciti dalla Coppa Italia era giusto guardarsi in faccia e dire che era stata una stagione da dimenticare e da cercare di salvarsi al più presto e poi programmare. Invece credo che non è poi così scontato pensare che entrando alle fasi nazionali si possa fare una cavalcata nelle ultime nel mese di maggio e di giugno. Ci sono squadre che già questo l'hanno dimostrato e ripeto, il Catania ha le individualità anche a livello di esperienza, l'importante è che stiano bello a livello fisico, psicologico, quindi a chi tocca subentrare in questo momento, visto che Lucarelli non c'è più, secondo me dovrebbe dare motivazione a questi giocatori per dire che possono scrivere la storia negli ultimi 2 mesi, nel frattempo di fargli capire che il più presto possibile si deve raggiungere la salvezza facendo quello che è nelle corde della squadra. Carlo. Ciao Peppe, noi ci sentiamo spessissimo. Sì. Tu sei ormai un'enciclopedia della Lega Pro. Abbiamo giocato contro tantissime volte, tra i dilettanti era sempre un piacere affrontarti Anche perché sei un grandissimo tecnico e l'hai dimostrato anche in Serie C. Volevo chiederti, l'unica squadra di cui tu non mi hai voluto parlare, ma giustamente perché hai un'anima, è il tuo Potenza. Per oggi ti devo dire, insomma, che il Potenza verrà domenica a Catania e qualcosa ce la deve anticipare. Che tipo di squadra troverà il Catania domenica? Guarda, in questo momento mi sembra che sta perdendo 2-0 in casa col Benevento. Credo che è una squadra che ha avuto per un lungo periodo 2 facce, in casa sempre battagliera, combattiva, fuori casa lasciava un po' a desiderare, poi nell'ultimo periodo ha cambiato un po' il trend. È un'altra squadra che era partita con obiettivi più importanti di quelli che sono attualmente in classifica, ha cambiato 3-4 allenatori, ha cambiato qualcosa anche a gennaio e anche loro sono un po' delusi da questa stagione, considerando quali erano le aspettative. Quindi è una partita che secondo me tutte e 2 le squadre hanno bisogno di fare punti. Io credo che, ripeto, che il Catania in casa deve cercare di costruire per andare poi in trasferta a fare partite incandescenti, deve cercare di andare a tirare fuori questi 7, 8, 10 punti per stare tranquillissimi e deve partire da domenica. Domenica ci vuole una grande reazione della squadra, che poi questa squadra ha battuto la Juve Stabia 2 settimane fa, ha battuto il Rimini nella partita più importante del campionato, quindi dimostra che è presente quando ci sono determinate partite, poi ha dei blackout inspiegabili e da lì si deve lavorare. Peppe, scusami, sì. Intanto sulla classifica abbiamo visto prima, cioè considerare che oggi è arrivato un -4 di penalizzazione per il Taranto. Parlavamo di questo bimestre che ci separa, diciamo, alla fine della stagione da dentro fuori. Cosa si può fare a livello fisico in questa fase? Se si può correggere quello che è un dato evidentissimo, il Catania sotto questo profilo fa fatica, è una squadra che non riesce a reggere il confronto con altri avversari, tipo ieri l'Avellino, che da questo punto di vista era veramente dominante in tutte le zone del campo. Guarda Alessandro, questo bisogna essere presenti tutti i giorni per valutare con i dati, con tutto, no? quella è la situazione. Io dico che sono arrivati tanti giocatori in momenti diversi. Qualcuno è arrivato a settembre, qualcuno è arrivato dopo, a gennaio, quindi quando non c'è uniformità, noi la subimmo anche quando c'ero io a Catania questa situazione, perché mi ricordo che partimmo con un gruppo che era quello dello scorso anno e poi tanti giocatori arrivarono a fine preparazione, quindi
ci fu poi un forzare un po' alcuni giocatori a giocare, un po' di infortuni. A gennaio successe la stessa cosa, che prendemmo qualche giocatore che aveva giocato poco. Mi ricordo Piccolo, che era un giocatore per noi fondamentale, che giocò pochissimo. Io non vedo questa situazione così. Si può ottimizzare la condizione di qualche giocatore come Sturaro, come qualcun altro che è arrivato dopo, ma io credo che ci sia anche un fattore psicologico, perché è inspiegabile vedere gente come Cianci, Costantino stesso, che ok, non era in una piazza importantissima, anche se è stata a Bari 3 anni fa, no? È stata su Tirolo, che è sempre una società seria, ma è un giocatore che è sempre andato in doppia cifra, quindi io credo che Chirico è un giocatore che lo scorso anno a Crotone io l'ho incontrato, per fermarlo dovevamo triplicarlo, no? Poi andò bene perché abbiamo fatto un'ottima partita, mi ricordo abbiamo fatto 0-0 a Crotone, siamo riusciti a limitarlo, ma era sempre un pericolo nel vivo dell'azione, quindi i giocatori ci sono, Sturaro stesso ha la possibilità, ripeto, prima di salvi e prima poi andare a vedere anche queste situazioni. È brutto parlare di salvezza, ma è la realtà, come è bellissimo pensare che vediamo, volta... visto che stiamo parlando proprio di classifiche che stiamo vedendo in questo momento, stiamo parlando di salvezza, una classifica aggiornata fra le altre cose, non è aggiornata quella che stiamo vedendo, perché la Juve Stabia ha 64 punti, quindi chiedo alla regia magari... Esattamente, questo è adesso magari la rimostriamo e magari la teniamo un attimo, così ci rendiamo conto di quello che è successo oggi. Alessandro. No, un'altra considerazione che volevo fare insieme a Peppe Raffaele è: a cosa serve un direttore sportivo in un club professionistico? Perché il Catania in questo momento ne è sprovvisto da diversi mesi, e vorremmo detto da insomma, un addetto ai lavori che ha lavorato tanti anni nel calcio professionistico, a cosa serve la figura del direttore sportivo. Alessandro, prima della risposta di Peppe Raffaele, diciamo anche che oggi sono arrivati 4 punti di penalizzazione per il Taranto, che adesso l'abbiamo detto poco fa. 49 punti, no, perché prima la classifica non era aggiornata e quindi adesso la stiamo riproponendo in maniera corretta. Allora, sentiamo Peppe Raffaele. Guarda, io non conosco bene le dinamiche interne del Catania, non so se Grella assume la doppia figura. Io credo che è fondamentale avere un supporto anche per l'allenatore, sia nei momenti di gestione che nei momenti di costruzione della squadra. Cioè, non so, ripeto, quali sono le situazioni, ma credo che già allenare a Catania è diverso da allenare in altri posti, quindi farsi carico di tantissime situazioni secondo me un po' non va bene. Io credo che Lucarelli ha cercato di fare il massimo anche nelle sue conoscenze a gennaio per portare, e ripeto, anche dei giocatori secondo me che sono da vertice, non lo dico io, lo dicono la loro carriera, il loro score. Poi giustamente quando a gennaio non funziona una situazione immediatamente si paga, perché così non c'è il tempo. Domanda secca però, posso fartela una domanda secca proprio perché ritorni giustamente nella screening del valore in termini assoluto dei giocatori che oggi ha in rosa il Catania, ma quando 20 giocatori non dimostrano neppure il 50% di quello che è il loro ipotetico valore in campo e deprezzano anche il loro valore economico, ma da che cosa dipende? Non penso che attraversare lo stretto di Messina comporti in automatico anche il depauperamento delle cognizioni tecniche di un giocatore. Qualcosa di grave è accaduto. No, lo scherziamo, è un privilegio allenare e giocare nel Catania, è un privilegio assoluto. Io qualche settimana fa mi hanno fatto intervista, non so, mi è venuto di fare un paragone, non so neanche se è bello, no? Perché ho detto per me il Catania è la vincere della Serie C perché è in Serie C, ma il Catania dovrebbe stare in Serie A. Come ho detto, magari ogni tanto può essere anche che retrocede, no? Come succede a tante squadre, ma poi deve lottare per tornare in Serie A. La Serie C non esiste per questo club però, e per questa città, però dopo tanti anni adesso c'è un momento che deve essere anche un momento di cognizione, e ripeto anche dei calciatori, perché sono dei calciatori importanti, pagati per quello che valgono, perché ripeto, Chirico scorso anno ha fatto 15 gol da esterno e ha fatto la differenza a Crotone. Il Crotone ha fatto 82 punti o giù di lì, è arrivato, si è arreso solo a Catanzaro. Non è che stiamo parlando di giocatori, ma non voglio dire che gli allenatori hanno sbagliato in sé per sé, voglio dire che a volte costruire una squadra si possono fare anche degli errori. Il problema è le dinamiche anche delle aspettative.
Le aspettative a inizio anno erano quelle di fare un campionato di vertice e si sono subito praticamente sciolte a novembre. Si è cercato di ricostruire, quindi l'anno così. Però io dico che c'è stata una grande situazione che non è da sottovalutare, perché entrare alle fasi nazionali, se tu arrivi con la qualità della squadra che hai e soprattutto la profondità della squadra che hai. Io a Potenza uscì 2 volte quasi in semifinale, si sbagliammo il rigore a Reggio Emilia, ma arrivammo fortissimi con i giocatori, anche a Catania arrivammo fortissimi con i giocatori. Io ricordo che a Catania avevo fuori, quando venni col Potenza, 5-6 giocatori fondamentali, 5-6 titolari della squadra, e non riuscimmo ad arrivare. Invece il Catania, secondo me, può farcela. Oggi è un momento molto difficile, ma dai momenti difficili può venire anche l'entusiasmo, una volta poi che non hai più niente da perdere, perché ti vai a giocare i playoff in un certo livello. Quindi io credo che questi giocatori possono ancora cambiare la storia anche personale di quest'anno, cosa che mi è dispiaciuta che non ho potuto fare io quando ci sono stato, perché purtroppo lì la situazione era un po' diversa. Erano altri tempi però. Avevamo anche situazioni diverse, esatto. Ecco, e per questo dico che non deve essere una speranza, ma deve essere una convinzione da parte, non so chi sarà adesso l'allenatore del Catania, ma deve infondere questa convinzione. Zeoli, ormai praticamente diciamo che sono rimasto alla comunicazione della società, ma noi nel pomeriggio lo abbiamo in qualche modo anticipato, perché Alessandro, così salutiamo anche Peppe e gli diamo le ultime notizie, gliele diamo così come abbiamo fatto. L'incarico verrà affidato a Michele Zeoli, sarà ufficiale domani. Nello staff entra come vice Leo Vanzetto, che è ex giocatore del Catania, nonché tecnico che si è messo in luce soprattutto l'anno scorso col Città Sant'Agata, ha fatto un lavoro egregio, quest'anno era alla Lamezia, poi il club calabro è fallito e quindi lui è rimasto a spasso, viene a dare il suo contributo in questa fase di rilancio. La preparazione atletica verrà affidata a Giovanni Petralia e Maurizio Bonfatto invece si occuperà della preparazione dei portieri. Maurizio è stato un mio collaboratore a Giarre, quindi lo conosco benissimo. Ovviamente allo staff Rugalelli non resta nessuno, vanno via Vanigli, Spinosa e Colombino, quindi insomma queste sono le novità, anche a benefici per Raffaele. Infatti che era rimasto al comunicato della società, in qualche modo stiamo ribadendo e confermando quello che avevamo detto nel primo pomeriggio. Grazie allora a Peppe Raffaele per essere stato con noi. Un saluto a tutti. Ciao, buona serata, grazie. Grazie, un rapido passaggio da Naomi per i messaggi da casa e poi andremo a vedere anche la rassegna stampa dei cugini, così cerchiamo di stemperare questa situazione tesa questa sera. Allora, vedi, Naomi. Un rapido passaggio. Ha mangiato pesante per scrivere messaggi, ho visto un bel messaggi, francamente, vabbè. Comunque Gagliano, un rapido passaggio. Questo allora è vero che sei sempre di fretta, hai sempre premura. Scrivono Gagliano pari assecutore Lapuni, relax please, scrive Graziano. Poi meno male che tra qualche mese ce ne andiamo tutti al mare, così ci scordiamo di tutti sti gol Rippo Catania. Io credo che a mare ci siamo già con tutti i vestiti. Le responsabilità sono da attribuire soltanto a Grella, scrive Sebastiana 58. Si sarebbe dovuto applicare la B-zona 555 come diceva il grande Lino Banfi. Buonasera, le dichiarazioni di Pelligra boccia l'idea di Lucarelli di fare il tecnico manager. Per avere ragione poteva solo vincere, cosa che non è venuta. Inevitabile separazione. Pippo da Biancavilla. Filippo Inzaghi o Tesser fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di vittoria ai playoff. Tra l'altro chiedono a Vaiasindi se è vera la voce di Filippo Inzaghi. No, Zeoli è l'allenatore del Catania. Potete spiegarmi perché Furlan si tuffa più volte dal lato sbagliato? Chiede Antonio. Antonio, ci sono domande alle quali non possiamo dare risposte. Adesso spero che Zeoli possa raccogliere i cocci di quello che è rimasto del Catania. Secondo me è giusto che vada via Lucarelli, sperando che Michele Zeoli riesca a tenerci fuori dalla zona play-out, a disputare con serenità la finale di Coppa Italia e quindi le finali di play-off. Forza Catania, Giovanni. Grazie, allora adesso i cugini, così per qualche momento spezziamo, diciamo, quest'aria pesante che si è venuta a creare stasera nello studio. Acceleriamo anche il ritmo, cugini.
Dateci le ultime dei vostri quotidiani. Ma anche qua oggi è arrivato un fritto, ma c'è proprio Sì, un c'è il gelo, purtroppo c'è il gelo. Purtroppo c'è il gelo. Meno 5 forse. Ma manca di più. Guardiamo un po'. Andiamo a leggere subito il chianghiere dello sport. Che intitola In bocca al lupo mister, a Bicciu 5. Ce l'hanno dato il 5. Il Catania subisce 5 gol da una squadra che in casa aveva vinto poco o nulla. Gli etnei perdono gara mister e la faccia. Ok. Lucarelli analizza la gara con i Campani. Questo è un periodo in cui va tutto storto. Abbiamo avuto altre disattenzioni, infortuni e gol irregolari. Domani vi vedrò con la società per trovare una soluzione. O una risoluzione. Ma mi sa che hanno trovato più la seconda. Sì, ma già la società direttamente. Sì. L'allenatore dell'Avellino pazienza. Venivamo da un periodo buio ed incontrare il Catania è stata una manna dal cielo. Era proprio l'avversario giusto da incontrare. Ci voleva. Sì. Per loro è stato fondamentale. Tutto era manico del vicepresidente Grella. Pensavo che almeno stavolta lasciare mister in pasto a stampa e tifosi nei momenti difficili non avrebbe causato problemi. Forse dovremmo cambiare modalità di approccio ai problemi. Ma giusto un po', leggermente. Tutto era rammarico del direttor Lodi. Sono molto legato a mister Cristiano e ho parlato con tutti i giocatori per convincere a remare a suo favore per risalire Tirreno in direzione Livorno. Là c'è arrivato. Passiamo Alla notizia sopra, che è trasferte severamente vietate. Sì. Il divieto non è frutto di restrizioni imposte dalla questura, No. ma dall'associazione Medici Catanesi. Lo scopo di tale misura è di preservare la salute dei tifosi, evitando situazioni che potrebbero sfociare in gravi patologie come nervosismo, problemi cardiocircolatori, cirrosi epatica, stinnicchi, la sempre più costante trasformazione del sangue in acqua e la temutissima emorragia economica. Sì, però speriamo di farle le trasferte perché ci alleviano tante. Passiamo al TV Sorrisi e Sfincioni. Vediamo cosa fanno in settimana in TV. Allora, Italia 1, domenica alle 21, Notte Horror. Continua la serie di film horror più paurosi e angoscianti di sempre. Sconsigliate deboli di cuore e di fegato. Verrà riproposto il match Avellino-Catania. Brutto. Su Rete 4, alle 21:45 di sabato, l'allenatore nel pallone 3. Oronzo Canà, ritiratosi ormai dalle scene calcistiche, dovrà sostituire Cristiano, allenatore nel pallone, per risollevare la squadra. Tra esilaranti gag in campo e fuori, il mister tenterà di salvare la stagione con l'aiuto della Madonna dell'Ingoranete e spezzando la noce di capocollo e mettendo l'intestino a tracollo a molti giocatori. Ci vorrebbe questa tecnica di Finiamo di con Rai allenamento. 1 mercoledì alle 20:30 la trasmissione I soliti ignoti. Amedeo conduce il quiz televisivo. Questa settimana i concorrenti dovranno indovinare chi, tra i personaggi che rimangono fermi impalati a guardare gli altri, sono i giocatori del canale. Sarà una sfida difficilissima a indovinare, davvero. È complicato. È complicato. Ragazzi, passiamo- cosa abbiamo al prossimo giornale? Big a Focus, abbiamo Big a Focus. Leggera perché? Leggera che dice finalmente arriva Lux. Cos'è? Lux cos'è? Il sistema internazionale per la misurazione della luce ha introdotto la nuova e rivoluzionaria unità di misura, allo scopo di risolvere finalmente il quesito che più attanaglia i tifosi del Catania. Può fare chiaroscuro di mezzanotte? Speriamo che siamo arrivati all'apice dell'oscurità. Finiamo con un giornale nuovo, che è del primo e ultimo che sarà un one shot, one shot, sonda, esatto, primo e unico. che si intitola Famiglia Cristiano. Esatto. I 5 Puttusa alla Lucarelli in salsa alpina. La nuova ricetta dell'ex tecnico livornese che nel tempo libero a casa potrà rifarsi dei tanti bocconi amari. Abbiamo anche una bella È notizia, una bella perché notizia, sì, a questo perché punto. adesso, dice lui, con tanto tempo libero a disposizione e grazie ai fondi del contratto che continuerò a percepire, sono entusiasta di poter finalmente dedicarmi a un progetto ambizioso insieme a Mazzarri. Con Walter stiamo lavorando alla creazione di un'intelligenza artificiale innovativa in grado di fornire in tempo reale una scusa per qualsiasi domanda o situazione. Bella. Questa applicazione si chiamerà ScusaApp e promette di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo i post partita e le conferenze stampa. La stiamo attendendo. sarà Sarà innovativissima un'applicazione proprio. bomba. Bestiale. Abbiamo una domanda. Una domanda, ci scrive il nostro assecutaware Alfonso Glaceffa, il quale chiede a Carlo Breve se è vero che il suo probabile collega, neo vice allenatore del Catania, avrebbe dichiarato la formazione Vanzetto. È avvantaggiato, È avvantaggiato, sì.
Grazie ragazzi, torneremo fra non molto da voi per le pagelle, le contropagelle. Prima andremo a vedere poi le pagelle Io pensavo che facevano l'editoriale, non vedevo l'ora, come potete aggiunnare i 5 puppetti, però questa... Oggi niente, oggi questa editoriale mi non manca. ce n'è stato. Allora, ragazzi, ci fermiamo di nuovo, una breve sosta, poi riprenderemo con altre grafiche da sottoporre alla vostra attenzione, le pagelle, insomma vedremo anche qualche episodio della partita di ieri che insomma ormai abbiamo detto appartiene al passato, superata, però dobbiamo evidenziare qualcosina. Due cose che diceva Lucarelli che... Ma dopo la pubblicità. Ah, dopo? Dopo la pubblicità. Ok. Andiamo in pubblicità. Torniamo insieme a Corner e allora ripartiamo da quella che è stata l'ultima intervista di Lucarelli da allenatore del Catania nel post gara di ieri. Uno stralcio, appena 1 minuto 15, però le parti, dire qualcosa. le parti più ex post si possono cerchiamo fare di capire magari delle considerazioni. Esattamente. Sentiamo Lucarelli. Come fecciamo Napoli, mi sento di chiedere scusa a titolo personale come Cristiano Lucarelli per questo risultato. Dopodiché sono veramente dispiaciuto perché prendere 3 gol in fotocopia a Avellino contro una squadra che insomma è una squadra forte, e prendere 3 gol in contropiede in fotocopia uno dietro l'altro, anche se probabilmente viziati da dei falli, direi che l'1-0, il 2-0 il 4-2 sono tutti viziati da falli non rilevati, però al di là di questo è comunque brutto da vedere, quindi in primis sono dispiaciuto, in primis io. E a tifosi ho detto quello che penso, alla squadra dirò quello che penso e poi alla società domani parleremo e dirò quello che penso. Noi dobbiamo fare quella manciata di punti che ci serve per non vanificare il lavoro che abbiamo fatto in Coppa Italia. Abbiamo dato peso a quella competizione perché sapevamo che potevamo fare una scorciatoia, ci siamo riusciti. Decidiamo se vogliamo continuare a buttare benzina sul fuoco o se vogliamo fare tutti i pompieri, io per primo, e unirci. Allora, finisce con unirci questa intervista di Lucarelli. Angelo, che Invece- cosa voleva dire Lucarelli? Invece è andato a separarsi. In realtà questo è quello che è accaduto. E che il lavoro di Lucarelli fosse sotto la lente di ingrandimento, primo fra tutti lo sapeva Cristiano Lucarelli, così come sapeva che nelle ultime 2 partite, senza contare lo score diciamo generale che abbiamo rappresentato nei punti che aveva realizzato, prima di allora aveva fatto una cosa importante che rimane, torno a dire, l'eredità di questa squadra, di questa società, che ancora può svoltare in maniera miracolosa il campionato, ma il calcio è fatto anche di queste situazioni e di queste Ma condizioni. dicevamo che 21 anni fa, insomma, è successo sono una delle cosa, analogie, no? È successo una cosa simile. Da Ammazza Orso a Bierkov E da poi Bierkov, da Graziani e Pellegrino. Esatto, quindi il calcio È un ricorso che mi viene in mente che Zeoli era in quel gruppo di giocatori. di quei giocatori. E allora, se analizziamo diciamo, al netto di questo enorme patrimonio che ha ancora oggi il Catania, che ha ancora oggi questa città, che ancora oggi grella, rimane però la circostanza che Cristiano Lucarelli nelle ultime 2 partite si era 2 volte esposto. La prima con se stesso o nei confronti di qualcuno o di qualcosa, quando aveva, come correttamente ha detto prima Carlo, aveva in un certo qual senso analizzato gli 11 giocatori. No, volevo capire da questa intervista tu che cosa ne trai? Cioè alla fine l'abbiamo risentita perché superata allora, certamente da quanto... Per lui è stata l'ultima scialuppa di salvataggio, l'ultima ciambella di salvataggio. Sapeva probabilmente che non gli avrebbero perdonato il pareggio con la penultima in classifica in quel modo in casa e non gli avrebbero perdonato 5 gol presi in una partita, e ho concluso, dove si incazza solo un giocatore che è Castellini. Cioè, quando prendiamo il gol che riapre la partita, io ho visto 10 ectoplasmi in campo subire il gol che chiude
sostanzialmente risultato e che fa diventare la partita 4-2, è un solo giocatore che sbatte i pugni per terra, che è Castellini. Significa che gli altri 10 ectoplasmi era successa una cosa marcianti, simile con il pareggio di Contec in casa con nella partita capisci che di domenica. evidentemente c'è un cortocircuito creato però ne parleremo più tardi se vuoi. Più tardi quando? Tra poco Tra un po', ne parliamo tra un po', da giocatori che sono stati quasi tutti voluti a Lucarelli, perché oggi ne abbiamo una squadra A che è composta da Welbeck voluto da Lucarelli, Celli certamente da Lucarelli, Costantino certamente voluto da Lucarelli, Contec, Peralta, Monaco, Teio, Ndoi, sono tutti giocatori Lucarelli, Cianci. Probabilmente gli unici che sono stati così, sui quali non abbiamo la certezza, sono Cicerelli, Furlan, ma tutto il resto di questo gruppo di giocatori sono stati giocatori voluti, chiamati one-on-one da Cristiano Lucarelli, quegli stessi, o parte di quegli stessi, che nell'arco delle 2 partite che abbiamo analizzato, penultima e Avellino, dovevamo aspettarci. Quindi corriamo il rischio che questi investimenti possano anche svanire come proiezione sul progetto tecnico che è stato avviato, tutti i giocatori con contratti di 2 anni, 2 anni e mezzo. Se mi permetti, anche nelle cessioni c'è tanto da svanire, perché ci sono tanti giocatori ceduti voglio in dirti, prestito. perdonami, nel momento in cui oggi decidi di dire addio a Lucarelli, stai mettendo anche a repentaglio quel bagaglio sul quale la proiezione di questi investimenti, perché li ha scelti quell'allenatore. Adesso questi giocatori traghettano verso un'altra conduzione tecnica e non sappiamo se da questo trasferimento di competenze questi giocatori possano poi rispettare le prospettive per cui sono stati acquistati. Quindi comunque è una scelta. Però. Torno a ripetere, fra poco, non più tardi. Se il Catania aveva sentito l'esigenza di annunciare l'ingresso nei quadri dirigenziali di più figure professionali, mi sembra intempestivo questo esonero oggi, avendo riconosciuto che c'era qualcosa da potenziare, perché l'hanno detto loro. Quindi io avrei potenziato la struttura che evidentemente quest'anno ha avuto delle smagliature. Alessandro, non è possibile che magari la società in questo momento Angelo, ha avuto... Angelo, perdono, non è la Serie D. No, forse si è pensato Alessandro, che la cavalcata dell'anno scorso potesse garantire lo stesso tipo di approccio a questo campionato che è completamente diverso. Ha temuto il peggio, ha temuto praticamente di sprofondare ancora di più e quindi ha cercato di trovare la soluzione, che è quella poi alla fine di allontanare l'allenatore, trovare comunque un accordo per scindere con l'allenatore, perché altrimenti si sarebbe trovata praticamente in una situazione forse non più recuperabile. Forse questa è stata la paura, attenzione, però, che ha animato però ti questo ripeto, tipo di... siccome questo cortocircuito era in atto già da diverse settimane, perché andiamo indietro, cioè il Catania e il rapporto secondo me tra Grella e Lucarelli entra in crisi dopo la partita di Rimini dell'andata, entra in crisi là, perché era già stato un cammino inizialmente molto positivo, poi il Catania ha ricominciato a balbettare come durante la gestione dei Tabiani, ci si ferma per la pausa invernale con la vittoria di Benevento, pronti via, si ricomincia a Crotone, una partita bruttissima, persa 3-0 senza attenuanti, e poi questo continuo andamento irregolare con prestazioni in casa magari dignitosa, fuori casa proprio il Catania non ne ha beccata mezza. Volevo sentire, Carlo, io sulle parole proprio di Lucarelli, una tua considerazione, visto che eri in diretta con noi, quindi le hai riascoltate stasera. Ma l'abbiamo ascoltato ieri con tanta attenzione, l'abbiamo un tantino anche pungolato a dare una sua versione del momento, ecco. E mi sembrano le parole di un tecnico che vuole sentire un po' il conforto della proprietà, della società, magari non lo sentiva più e cerca delle certezze dicendo se vogliamo buttare ancora benzina sul fuoco la buttiamo, se vogliamo tutti insieme uniti puntare a qualcosa di importante che ci abbiamo, lo dobbiamo fare tutti insieme. Mi è sembrato di riascoltare in queste parole un appello che per tanti anni abbiamo avuto, diciamo, modo di ascoltare
quello delle 5 componenti che dovevano stare tutte quante. Angela, la squadra è l'espressione di quello che succede durante la settimana, non Certo. soltanto in campo, ma anche fuori dal campo. Io mi riferivo Cioè, a quello che era squadra l'appello all'ultimo, diciamo. Sì, ok, io torno su una considerazione di carattere generale. Certo. Se questa squadra ha espresso prestazioni allucinanti in bruttezza, bisogna fare un'analisi molto più profonda, non andando a individuare semplicemente l'errore della diagonale non fatta, del gol preso partendo da un fuorigioco da un calcio d'angolo a nostro favore. 2 gol presi così. Il discorso non è molto più complesso e parte dal vertice per arrivare alla base. Non possiamo mettere nel ragionamento tutte queste considerazioni. Permettetemi un passaggio da Naomi, poi vedremo le pagelle subito, le contropagelle le facciamo subito dopo la pubblicità. Intanto Naomi, qualche messaggio. Inizio col messaggio di Jolid Battiati che scrive: non vorrei essere nei panni di Zeoli, ed effettivamente ha ragione, perché i messaggi che arrivano sono questi: Zeoli, sei nelle nostre mani, cioè non è che noi siamo nelle mani di Zeoli, lui è nelle nostre mani. Ne approfitto, Naomi, sai perché, Naomi? Ne approfitto, sai perché? Perché Michele Zeoli penso che come soluzione interna, se proprio, in ogni caso spieghiamo che non è una soluzione ad interim, è proprio l'incarico che viene dato a Zeoli, quindi non è un incarico in attesa che arrivi. Non è un incarico a tempo. Esatto, è un incarico ufficiale, un incarico definitivo. Beh, Michele è uno che conosce la piazza. Quindi perdona Angelo, siccome sono passati altri messaggi che chiedevano la possibilità che Filippo Inzaghi potesse... da escludere. Cioè, l'incarico è affidato a Michele Zeoli con Leo Vanzetto vice e Giovanni Petralia preparatore atletico. Non è una soluzione temporanea, è una soluzione definitiva, ormai quantomeno definitiva, per quello che significa. Ricordiamo, ci sono 8 partite di campionato più la doppia partita di Coppa Italia col Padova, quindi sono 10 partite e poi eventualmente c'è una coppa che Cristiano Lucarelli avrebbe voluto, diciamo, dei playoff. Lucarelli avrebbe voluto alzare e che sicuramente non alzerà, ma Michele Zeoli è un atleta, è un tecnico, è un giocatore, è un uomo che nell'ultimo anno e mezzo è cresciuto tanto, si è fatto apprezzare dalla società, che ne ha riconosciuto il valore anche come tecnico nella primavera, ma come tecnico sul campo. Era lui probabilmente il più che vice dell'anno scorso, era lui che studiava i calci di punizione, i calci piazzati, ed è un uomo che sa discutere con i pari grado, con i dirigenti, è un uomo che sa discutere con i giocatori, al quale viene affidato un compito paradossalmente semplice, cioè quello di non rischiare nulla. Perché metti la nave in porto sicuro, portala, conducila. Senza fare esperimenti. Quello che ha detto Lucarelli, no, abbiamo una manciata di punti da fare e dopo concentrarsi, sperando che però, come dice Alessandro, da qui allora tutti quanti abbiano in un certo qual senso trovato la condizione migliore, parlo dei giocatori, parlo della dirigenza, parlo degli asset societari, parlo di profili assolutamente importanti, e che Lucarelli sia comunque un uomo lo dimostra quando risolve il contratto, lo rescinde, non si culla di 2 anni e mezzo di contratto che ancora avrebbero potuto consentire comunque al professionista di dire: io ti ho portato alla vigilia della vittoria alla Coppa Italia, ti ho portato terzi in classifica, non mi dimetto, non risolvo il contratto, non lo rescindo. Quanti allenatori, Angelo, abbiamo visto fare un gesto del genere? Questo dimostra la caratura dell'uomo Cristiano Lucarelli, e soprattutto il mio dispiacere di oggi è di aver visto un Lucarelli quest'anno totalmente diverso rispetto al Lucarelli uomo che le mi precedenti ricordo, esperienze sicuramente provato. Mi auguro che risolva quello che lo fa star male e lo trasmette anche in campo, e spero le migliori fortune per Ci dobbiamo fermare ancora una volta e poi torniamo con le pagelle e l'ultimo segmento di trasmissione. A fra pochissimo. Torniamo di nuovo con Corner, adesso le pagelle, ma partiamo dal migliore di ieri. Naomi, a te.
Il migliore con un timidissimo 6 è Davide Marsura. Bagliasindi scrive: il più attivo ad inizio ripresa nel rendere meno umiliante il passivo. Trova il gol intuendo la carabola del pallone prima dell'appuntamento con il suo piede sinistro, poi innesca l'azione conclusa a rete da Castellini. Almeno prova a salvare l'onore. E andando al campetto vediamo che a Lucarelli l'ultimo voto attribuito da Bagliasindi è un 4. In porta Furlan 5,5, Castellini voto 6, Curado 4, Contec 5, Celli 4, Asturaro 4,5, Ndoi 4,5, Cicerelli 5, Zammarini voto 5, 5 anche per Peralta, 6 per Cianci, 5 a Costantino e 6. Peralta e Costantino sono 4,5. Sì, tu giustamente hai a destra un altro altro dato, però in perfetto. realtà è 4,5 Peralta, 4,5 Costantino e 6 Marsura. E questo è quanto? Abbiamo finito. Padanè, tu che cosa ci vedi in queste pagelle? Che devo dire? No. No. Dico che è una squadra che ieri ancora una volta non mi è parso giocasse con la consapevolezza che da quella partita ne potesse derivare l'esonero dell'allenatore. Ma la squadra deve giocare solo perché possa scaturire o meno l'esonero di un allenatore. Io credo che la squadra ho fatto un ragionamento al contrario. Sì, no, io visto dico che quando la squadra va in campo deve cercare di avere il massimo risultato, cioè deve cercare di portare i 3 punti. Visto se che non ci riesci, porti il se pareggio. dico un'altra cosa, Sì. e allora ti ho utilizzato un sistema lessicale che ci permette Che di dire cosa ci vuoi che dire, non mi è Padanè? parso che la squadra abbia compreso che dalla partita di ieri ne potesse derivare l'esonero dell'allenatore. Ma tu ci stai dicendo un'altra cosa però, Non mi è non parso, soltanto questo. Non Vabbè. mi è parso. Quindi, se non hanno avuto la percezione di comprendere che se Oppure perdevano... adesso faccio il cattivo, oppure l'avevano questa percezione. Non mi mettere in bocca No, cose che non ho l'ho detto. detto, lo faccio io. Non mettermi Probabilmente in bocca. allora forse avevano questa percezione. Non mettermi in bocca cose che non ho Ma detto. lo sto dicendo io. Io invece volevo chiedere a Carlo. Però prima dobbiamo vedere Sì. le contropagelle. Ok, ci arriviamo subito, proprio Sì. una pillola. Dico, le progressioni di Sgarbi, ok? È perché sono derivate dal fatto che Sgarbi diciamo, è una sorta di reincarnazione di Gareth Bale o perché il Catania ha una condizione atletica veramente pessima in questo momento? No, non era secondo me un problema di condizione atletica ma mentale, perché hanno lasciato troppo campo, non c'erano marcature preventive e lui si andava a buttare sempre sugli esterni, ma è una cosa che con quel distacco sullo scatto, cioè, mi sembrava una cosa talmente macroscopica. Se scatta lui e Contec o Curado sicuramente gli dà un paio di metri, lui velocissimo, Ocelli, Carlo, li va a scusami, bucare. Alessandro, abbiamo cambiato 2 preparatori atletici dall'inizio di questo campionato e non abbiamo risolto nulla. E quindi evidentemente c'è qualcosa che allora, nel sistema non funziona. sul secondo ciclo c'è diciamo la valutazione del fatto che, come diceva Peppe Raffaele, sono tutti giocatori arrivati in momenti diversi e che quindi non hanno avuto la possibilità di rendere omogenea la loro condizione anche alla luce dei ritardi causati da infortuni, da stop, da brevi periodi di riabilitazione, quindi da gennaio ci può essere una chiave di lettura, ma allora non hai calcolato bene il rischio che potesse derivare da tutte queste operazioni a gennaio. Può anche darsi che la preparazione atletica quella estiva no, perché inizi da zero. La migliore l'avesse in casa il Catania. Cioè sicuramente dico parlare oggi, perdonami, come ha fatto Grella in conferenza stampa, che gli effetti della preparazione estiva si sono poi ripercossi a cascata su questo. Sì. Non c'è nesso, perché di quei giocatori della preparazione estiva non è rimasto nessuno. Pochi. Qualcuno c'è. Allora, vediamo le contropagelle con i cugini. Cugini, ci siete? Sì. Allora, ci scrive Alberto da Madrid una domanda per Noemi. Chi è Naomi? Dai. Noemi, Naemi, Niami, Moami, Miami, non so vediamo le contropagelle. Lanciamole subito. Lanciamole. Catania, tu sei la gioia della nostra città. Fullan senza voto, belle sodio, acchiappa 5 gol, una mala serata, ha qualche sicchetti e gioca davanti a una difesa che facesse acchiappare a bestia, ma che non Dalai Lama.
curato quaccio. Più che andare a difesa, vuoi meglio in tuo primo canale protagonista di Ballando con le stelle. Arere fa piroette, valzer e mazzucchi e ogni volta ci fanno ballare a samba. Scelli 1. Istruzioni per l'uso. Abbastate la palpebra destra fino a completa chiusura. Se avrete seguito la manovra correttamente, noterete che le sue giocate non arrivano più all'occhio destro. Ripetete lo stesso procedimento anche con l'occhio sinistro. Sturaro quaccio. La muraglia cinese e la Sotigna sono attualmente le uniche cose visibili dallo spazio a occhio nudo. Sia a palucendezza, sia picchi entrambe, ora come ora, su femme. Ma suora reci. I Maya avevano predetto: quando il figlio dell'ora che suda colpirà la tonda sfera e la spedirà al di là della rete, un cataclisma scuoterà la terra. Le onde mostreranno gli abissi, i Mao Mao domineranno le strade, le tenebre, il caos e i veritonni regneranno sotto i vulcani. Scanditi! Costantino qua c'è menso. L'ultimo gol di un attaccante risale all'età imperiale. Lucarelli 0+. Per miracolo avevamo rimontato quasi la partita e che so canci non giocammo più e acchiappammo 5 gol. Scienziato! Allora, andiamo subito con una mail. Un'email. Ci arriva una richiesta da parte del nostro assicuta per Fabio Gallina, che vorrebbe vedere seduti sulla panchina del Catania il duo Meri e Breve. Se la regia può mandare il contributo. Del duo Meri Breve? Meri Breve? Non lo mando. Eccolo qua. Secondo il nostro amico, poi licenziato il parrucchiere. secondo il nostro amico potrebbero essere loro a rialzare le sorti del Catania. Grazie ragazzi, grazie davvero. Eppure c'è una foto di Carlo che forse hanno in regia, Angelo, manco tu lo sai. No, in questo momento non la possiamo fare vedere però. Sei sicuro che non la Non possiamo ce la fare? facciamo, non ci C'è riusciamo. una foto di Carlo che aveva davvero, guarda come non ce la facciamo. Gagliano, te la sei portata brutta figura. Guarda, E lui si è messo d'accordo, noi ci siamo. Questa innanzitutto è una figurina Panini sgualcita tenuta dentro il portafogli. Che anno siamo? 80? No, qua siamo negli anni 90. 90 già? Abbiamo la cereale in C1 91. nel 91. E dove sei tu? Perché qua È in prima Al fila centro, al centro, accanto a quello spillungone che di Mario Valastro. Mario vabbè, Valastro. allora li stiamo Esatto. vedendo, Ed perfetto. era la Tra cereale Valastro e compagno. di uno che insomma anche un allenatore che a noi Allenatore Angelo Busetta. è chiaro. Allenatore Angelo Busetta, fu il primo anno di C1, onorevolissimo 6° posto, e l'anno dopo si costruì l'anno della promozione in B. Da quando sei arrivato con a Catania, Papadopoulos. fortunatamente ti sei ripreso. Allora, vogliamo vedere il prossimo avversario, Alessandro, così vediamo il Potenza. Potenza, di cui abbiamo già parlato comunque con Peppe Raffaele. Sì, effettivamente si vai, Naomi. Rendimento esterno in campionato, 2 pareggi, Casertana Potenza 0-0, Monterosi Potenza 1-1, poi perde con la Turris Potenza 1-0, Sorrento Potenza 1-1. Fuori casa 15 partite giocate, 2 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte, 11 gol effettuati, 19 subiti. I migliori marcatori sono Caturano con 8 gol, Volpe con 5 gol e Di Grazia con 4 gol. All'andata fu la partita del Segnole Sonero di Tabiani, ricordiamo, dell'addio partita anche ad Antonello Raneri. Una specie di Una pena di corsa contrappasso, diciamo, Esatto. perché Fu un gol di Caturano. non l'ha fatta questa partita Lucarelli, non la farà. No, non la farà. Fu un gol di Caturano che rimane sicuramente il cliente più temibile, anche alla Pericolo luce, numero 1. sì, anche alla luce del fatto che insomma il Catania esce da queste 2 partite, Monterosi e Avellino, con le ossa rotte, quindi prima di tutto deve ricostruirsi Esatto. un'identità. Domanda breve a Carlo, gliela facciamo. In A 3 Carlo- giorni. a Carlo in breve 3 una giorni. domanda non la puoi fare Esatto. così. In 3 giorni come organizzi una partita dopo l'esonero e sei il terzo allenatore di una squadra? Ma lui era dentro. la fortuna È che è stato squadra dentro, conosce ogni giorno, tutto, no? conosce nelle sue tasche proprio, conosce tutto e sa come muoversi e dà credo anche l'apprezzamento di tutto il gruppo, quindi sicuramente è un vantaggio per un allenatore che conosce così bene la sua squadra. Quindi ha lavorato già prima, conosce tutte le virgole e sono sicuro che si farà rispettare e si farà seguire dai suoi ragazzi. Cosa farà 4-3 secondo te?
Ma è un marchio di fabbrica di Zeoli. Bisogna vedere se recupererà Welbeck, perché un giocatore con queste caratteristiche da piazzare davanti alla difesa è indispensabile. Faccio fatica a capire chi potrebbe essere il giocatore che potrebbe giocare davanti alla difesa. Forse Sturaro, credo che possa avere il carisma, anche se si dovrebbe adattare a questo tipo di ruolo. L'idea di partenza è un 4-3 per Zeoli. Penso di sì. Potrebbe. Poi non so se magari è stato lui il non marchio ha. di fabbrica dell'anno scorso, quindi Michele conosce Però il nel sistema. 4-3 devi avere un play. È importante avere il play. Diciamo che quest'anno questo momento, play non c'è. l'aveva trovato Lucarelli in Welbeck, sicuramente poteva e ha fatto bene questo ruolo. Non so se lo potrà fare Sturaro, con l'esperienza credo proprio di sì, e con la personalità credo proprio di sì. L'esperienza di ieri dimostra che al di là di Welbeck forse solo Sturaro, ma altre soluzioni credo non ce ne di sì. possono essere. Un minuto, meno di un minuto forse per Naomi e i nostri amici da casa. Scrivono: buonasera, dall'intervista di Lucarelli si capisce che la colpa dai giocatori che non mettono il giusto impegno mentale e alla società senza un direttore sportivo. Davide 70. Adesso tutti pro Lucarelli. Catania facciola. Fate vedere a Zeoli le punizioni che tirava Prenna e segnava Macor. Smantellare la squadra della scorsa stagione è stato un errore, bastava migliorarla. Insomma, oggi sembra che abbia fatto le onoranze funebri anche nei messaggi. Io voglio concludere con un messaggio che scrivono a Varia Sindi: ci scoppia una bomba da testa amica PD a Puddicino. Lorenzo F. Per oggi voglio fermare così, con una risata e nella speranza che arrivi un po' di gioia. Grazie allora a Naomi. Noi ci rivediamo con Diretta Stadio domenica pomeriggio. Per quanto ci riguarda chiaramente 16:15, cominciamo alle 15:45 con Diretta Stadio. Ovviamente domani c'è invece preview con Marco Carli, poi torneremo con Corner lunedì, c'è anteprima l'ora di pranzo alle 2:30. Non ci sarà partita infrasettimanale, no, però si gioca di venerdì col Cerignola, perché poi c'è la Coppa Italia. Però non ci sarà corner sabato, Meno male. Ci sarà corner lunedì. Il titolo sarà una manciata di punti da qui alla fine di questo campionato. Grazie ad Angelo Patanè. Grazie a voi. Grazie a Alessandro Vagliasinda, a Carlo Breve. Angelo, salutiamo anche Naomi, buona serata. I cugini ci sono, sì, vedo, grazie, buona serata anche a voi. Ciao. A tutti voi ancora un buon proseguimento con i nostri programmi, fra poco c'è il telegiornale. Buona serata.